Cucina all'italiana con Sammy Varin. È una roba pazzesca, capito? Cioè, questa trasmissione viene ascoltata da comunisti, fascisti, chi è innamorato della politica, chi assolutamente niente politica. Cioè, sono riuscito a fare una trasmissione trasversale, direi quasi democristiana. Oh no, quello mai. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Non lo so a che ora mi state ascoltando. Questa è una radio senza tempo, perché poi c'è anche il sito internet radiolibertà.net, dove trovate le maggiori trasmissioni e poi un fracco di commenti alle notizie d'attualità. Sì, Sammy Varin ogni mercoledì dalle 12:10 alle 12:30, un pizzichino, un piccolo saporino diverso rispetto alla solita giornata politica. È tutto un magna magna, parla degli appuntamenti da non scordare, mangerecci non soltanto, per chi ricerca qualche cosa di diverso, che non sia la solita festa famosa, la sagra nazionale che arrivano da tutta la penisola, ma siamo matti assolutamente. È tutto un magna magna, ma a volte non è tutto un magna magna. E allora fammi vedere qua dal quotidiano La Verità di quest'oggi, mercoledì. Non potevo non dirvelo, perché effettivamente questa è grave. L'ultima follia verde è tutto un magna magna. No, a Vicenza è vietato mangiare caldarroste. Già, perché fare le caldarroste inquina. Avete presente la canzone dei Cugini di Campagna? Che odore di castagna al fuoco! Ecco, quell'odore è anche smog, è roba che inquina. Signori, a Vicenza, dove un tempo si mangiavano forse i gatti, adesso non si possono più mangiare le caldarroste. In caso di allarme smog, cosa che è normale in Padania, nella pianura padana del nord, è la quotidianità, soprattutto in questa stagione, le caldarroste saranno vietate. Se te le fai certamente nel air fryer, quelle cose nuove, no? Che metti dentro e poi che poi schiacci e no, non è lo stesso sapore. Caldarroste vietate a Vicenza, che tra parentesi, ma proprio tra parentesi, tonda, quadra e graffa, è l'unica città dove nelle ultime elezioni amministrative ha vinto il PD. Appuntamenti da non scordare certamente sul territorio, feste, sagre dove mai pensereste di andare. Perché? Perché nessuno mai ve l'ha detto, perché sono appuntamenti che hanno un piccolo budget molto locale, quindi non possono andare a essere pubblicizzate sulle grosse, grasse reti, un po' come le notizie che vi leggo io dai quotidiani. Cerchiamo di stagliarci dalle solite notizie che purtroppo affollano ogni giornale, un po' come la musica indipendente che trasmetto, che non è la stessa che va sulle altre radio. Bene, la festa della mela. Mai sentito una roba del genere? Non esiste. Vi state sbagliando. No, c'è pure la festa della mela da 31 anni, signori. Un'area food da 2000 metri quadrati con proposte culinarie da tutta Italia, ma soprattutto mele. Mela Nurca, ma ci sono anche panini, carlarrosto, maiali allo spiedo, dolci della tradizione. Dove? Segnate in calendario: CQ, Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta, via Sannitica Commerciale, 17, 18, 19, poi ancora 24, 25, 26 ottobre, la festa della mela. Mai sentita una roba del genere, non pensavo che esistesse. Così come la festa del patrono a San Martino Buon Albergo, qui siamo in provincia di Verona, 8, 9, 10, 11 di novembre. Stand enogastronomici gestiti dalla Proloco, food truck, animazione per i più piccoli, intrattenimento musicale, Luna Park, pesca di beneficenza e poi
il raduno delle vespe d'epoca, che non sono quelle che fanno bzz bzz, quelle che fanno brum brum, che cavolo! Se avete anche voi un figlioletto che la cosa più bella che vorrebbe è una Vespa e noi abbiamo preso il ciao perché la Vespa non l'abbiamo trovata, beh, segnate giù 8, 9, 10, 11 novembre la festa del patrono a San Martino Buonalbergo in provincia di Verona. Chiaramente mercatino di hobbisti, homemade, vintage, prodotti locali, ma soprattutto chiaramente una festa assolutamente locale, dove non trovate gente che arriva da troppo lontano e che non riuscite neanche a parcheggiare. Cos'è questa? Il quartino, leggo male, no, il quartino dei Martinit e delle Stelline. Che cos'è? Cena storica con menù tratto dai documenti dei Martinit e delle Stelline, poesie e spilett in milanese a cura dell'Accademia del Dialetto Milanese con Gianfranco Gandini e Paola Cavanna, che salutiamo. Canti in milanese a cura del coro pop L'Arpa Magica, diretto dal maestro Ciaudano, esposizione di foto dell'epoca e documentazione storica. Siamo a sabato 11 ottobre dalle 7 del mattino e siamo non lontani ad Appiano Gentile, pochi chilometri da Como, da Varese, da Milano, presso il parco Osnati. C'è anche da mangiare. C'è anche da mangiare. Antipasto, Bologna de Fideg Öve Zuccoria, mortadella, uova e cicoria. Come primo la pasta conscia, burro e formaggio, risotto de Luganega, risotto con la salsiccia. Come secondo Stua de Manz con polenta, manzo in umido con polenta. Il dolce, la torta paradiso. Vi sto leggendo cose abbastanza, ripeto, originali che non si trovano facilmente in giro e in questo caso per avere maggiori informazioni potete rivolgervi certamente al comune di Appiano Gentile che chi ama il calcio non può non conoscere, a due passi da Como, da Varese, da Milano. Appuntamenti da non scordare, signori, in giro per l'Italia. Mai più pensereste che esista anche questa, ragazzi. Siamo sempre in zona questa volta, a Carnago, in provincia di Varese, la festa delle associazioni. E qui spezzo veramente una lancia, non soltanto in questo caso le associazioni carnaghesi di Carnago, in provincia di Varese, ma tutti coloro che portano avanti dei valori e della voglia di fare e quindi un'associazione con il piede ben posato sul territorio aiuta i cittadini, fa informazione, ma soprattutto fa un po' di vita all'interno del paese o della città. Festa delle associazioni in ottobre, proprio questo weekend a Carnago, in provincia di Varese, con stand gastronomici sempre aperti, ed è quello che interessa a noi. Ma porco cane, volevo un menù e non c'è il menù. Sabato 4, domenica 5 ottobre, cosa si mangerà a Carnago? Potete immaginare, ragazzi, roba buona, eccoli qua. C'è di tutto, ragazzi miei. Allora, per i vostri ragazzini rompiballe che vogliono i soliti paninazzi, hamburger, patatine, salamella con polenta, il panino con la salamella, gli hot dog, le patatine fritte. Per voi che magari cercate qualcosina di diverso, poker di carni con polenta, bruschette, stufato di manzo, spezzatino di cinghiale, funghi e salsiccia, ma anche pizzoccheri di pasta fresca, la pasta al ragù, le pennette, i salumi formaggi, zole e polenta, insomma ragazzi, robe della tradizione, in questo caso della provincia di Varese. Ci troviamo in piazza Falcone Borsellino a Carnago, Varese, il 4
e il 5 di ottobre. Direi che le cose sono interessanti. Cosa volete? Mi stanno chiedendo, no, non lo so se ci vado, magari faccio un giro adesso, non lo so. Dove andiamo? Provincia di Viterbo? Oh, certo, tantissime castagne in questo periodo. 23esima festa della castagna a Vallerano, in provincia di Viterbo. Alla festa della castagna di Vallerano non troverete solo sapori unici, ma anche il fascino dell'artigianato locale. Tra le vie del borgo, il mercatino dell'artigianato vi aspetta con creazioni fatte a mano, idee e regalo originali, pezzi unici che raccontano la passione dei nostri artigiani. Un'occasione speciale per scoprire tradizioni, creatività, bellezza, portando a casa un ricordo autentico della festa. Questa è una bella idea per farsi un weekendino. Vallerano, festa della castagna, siamo in provincia di Viterbo, in Lazio, dall'11 ottobre al 2 di novembre. C'è ancora qualcosa? Oddio, il tartufo. Santa polenta, ma anche santo tartufo. Questo weekend 4 e 5 ottobre siamo a Pomposa. Ragazzi, lido di Pomposa, ma Pomposa paese, provincia di Ferrara. La sagra del tartufo, il re del sottobosco, questo weekend al Parco San Guido Abate a Pomposa di Codigoro, in provincia di Ferrara. Si comincia questo sabato alle 11 con le visite guidate all'abbazia di Pomposa. Non potete non visitarla, ignoranti che non siete altro, ma alle 19:30 ci interessa moltissimo l'apertura dello stand gastronomico a cura dell'Associazione Tartufai Italiani con prodotti a base di tartufo. Ma guarda, domenica 5 ottobre già alle 8:30 il torneo del tartufo a Pomposa. Alle 9 una gara tra metafisica e cinema, cicloturistica pedalando tra sogno e realtà. Dalle 10 alle 18 mercato ambulante dei prodotti tipici, mercatino degli hobbisti. Poi di nuovo un'altra visita all'abbazia di Pomposa tra le 11 e le 15 e a mezzogiorno chiaramente il sacro stand gastronomico a cura dell'Associazione Tartufai Italiani con prodotti a base di tartufo. Alle 15 visita anche per bambini alla scoperta degli animali fantastici dell'abbazia di Pomposa e alle 16 anche il circo del clown. Signori, questo è un appuntamento dove potete portare anche i vostri ragazzini che magari il tartufo giustamente che schifo, ve lo mangiate voi, ma c'è da mangiare per tutti e soprattutto si visita l'abbazia di Pomposa e ci sono anche visite apposite per i vostri ragazzini. Sì, sto per andarmene, però ragazzi, qui ci sono veramente tante cose belle e sono contento di avervi portato anche in questa puntata cose diverse dal solito. Salerno, un'altra sagra della castagna, un viaggio nel cuore dell'autunno con degustazioni di piatti tipici a base di castagne e prodotti locali, ma anche musica, spettacoli, folklore che animeranno le strade del borgo, mercatini artigianali, escursioni e atmosfere uniche tra i colori della montagna. Siamo in provincia di Salerno, Campania, la sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco ad Acerno, 8 e 9 novembre. Prodotti tipici, giochi, falò, simulazione di ricerca tartufo, no, io li voglio davvero sti tartufi, facciamo finta, musica folk, spettacoli, gastronomia locale, caldarroste, insomma c'è veramente da divertirsi, ma soprattutto, ripeto, da fare cose, perché non ci dobbiamo abbandonare all'idea che arriva l'autunno e l'inverno, non usciamo più di casa. Usciamo di casa certamente, perché no, magari avviciniamoci anche a un evento targato Lega. Sul territorio ce ne sono moltissimi in arrivo, anche le famose feste della Lega, ma per questo vi rimando al Segui la Lega che Sammy Varin porta avanti ogni giorno nella mattinata di Radio Libertà. Per il momento è tutto.
Me ne vado, ringraziando Francesco della gentilezza in regia, ringraziando tutti voi se condividerete questa trasmissione che trovate facilmente su tutti i social per fare pubblicità a quelle che sono le belle feste sacre sconosciute nel nostro bellissimo paese. Appuntamento a domani, ore 7:30, sì, è una minaccia, ritorna la rassegna stampa. Ciao.